Va ora in onda la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Conegliano. Siamo tornati qui di nuovo con la nostra periodica rubrica sull'Ente Nazionale Protezione Animali, cioè l'ENPA. Io sono Marta, sono volontaria di questa associazione e ho il piacere anche oggi di presentare un'altra puntata riguardante i nostri piccoli amici. Non sarò da sola, sono anche oggi insieme al presidente della sezione ENPA di Treviso, Adriano De Stefano, e insieme a lui oggi andremo a presentare non uno ma ben 2 temi su 2 animali diversi come protagonisti. Infatti andremo a riprendere il tema della scorsa puntata riguardante gli anfibi e di questo lascerò parlare Adriano, che è molto più ferrato di me e che da anni opera attivamente per il progetto. Mentre invece l'argomento che andrò poi a presentarvi io riguarderà l'emergenza gattini. Vi parlerò infatti dell'abbandono che ogni anno in questo periodo interessa le campagne delle nostre province e le nostre strutture che raggiungono il limite massimo di ospiti al loro interno. Quindi, senza perdere ancora tempo, cominciamo subito a parlare di questa emergenza anfibi. Allora, già ci eravamo sentiti la volta scorsa, quindi riprendiamo il tema lì dove l'abbiamo lasciato, per poi magari lo riprenderemo ancora in altre occasioni. Quello che mi interessava sottolineare in questa puntata e vi faremo vedere è una parte della storia degli anfibi che in pochissimi conoscono e quindi avrete il privilegio di vedere i cosiddetti metamorfosati che escono dall'acqua e partono per il bosco, e quindi ci guarderemo su un filmatino di 5 minuti che vi suggerisco proprio di gustarvi appieno, perché ce ne sono pochissimi in rete che filmano questa attività di ritorno dalla migrazione. Quello che vorrei invece dare a voi una immagine in termini quantitativi di cosa stiamo parlando, di quant'è l'entità del fenomeno che andremo ad affrontare da qui a pochi giorni, e volevo farvelo vedere tramite un grafico che rappresenta i 15 anni di attività che abbiamo svolto nella provincia, attività di salvataggio. Quindi abbiamo iniziato nel 2003, qui vedete un grafico con tre curve, una rossa, una blu e una verde, dove quella verde è, come accennavo la volta scorsa, tutta la parte che riguarda il sito del Montello, quella blu riguarda il sito di Revine, mentre quella rossa naturalmente è il totale dei 2. Quindi parliamo di numeri veramente estremamente alti, sono circa 20.000 Revine, 33.000 sul Montello, che sommati assieme sono circa 53.000 esemplari salvati in un anno, che se li mettiamo assieme tutti arriviamo tranquillamente a 500.000 di salvataggi. Quindi i 2 siti della nostra provincia sono tra i più importanti d'Italia in termini quantitativi, per cui una possibilità di salvaguardia anche con l'allestimento di opere idonee da parte della Regione decisamente è un intervento che dovrebbe essere fatto quanto prima. Allora, adesso vi faccio vedere un filmatino che riguarda l'ultima fase del ciclo, quindi adesso fra un po' di giorni partiranno, scenderanno dei boschi, attraverseranno la strada, noi li aiuteremo a farlo, arriveranno all'acqua, deporranno le uova, più o meno qualcuno ritornerà subito, altri quando vorranno loro, tanto non hanno da timbrare nessun cartellino, e partiranno a giugno, quindi le uova si schiuderanno, i famosi girini con la codina, poi pian pianino le zampette, poi perderanno le zampette e a un certo punto, alla metà di giugno più o meno, il primo acquazzone, questi signorini che li vedete rappresentati in questo memorabile filmato, a milioni attraverseranno tutto lo spazio che li separa dal luogo dove sono nati alla montagna, alla collina, per arrivare quindi a destinazione
e rimanerci lì per almeno 2 o 3 anni in attesa poi di riprendere il cammino a ritroso come adulti e come tutti gli altri così da millenni. Allora, come vedete il manto stradale è assolutamente bagnato perché se non c'è pioggia non si muovono. In questa giornata abbiamo avuto, o meglio hanno avuto la fortuna di vedere le strade chiuse al traffico perché c'era una manifestazione di triathlon a Revine, qui siamo a Revine, e la fortuna li ha baciati perché proprio quel giorno hanno deciso di migrare. Viceversa, se ci fossero state le auto che passavano come tutti gli altri giorni, evidentemente pochi di loro avrebbero avuto la possibilità di raggiungere l'altra sponda. Che, eccolo qua, lo vedete, questo è uno dei 1000 che ce la fa, si trova alla fine dell'asfalto e però purtroppo qui c'è un altro ostacolo che è quello del marciapiedi. Il cordolo del marciapiede per loro è un ostacolo non di poco conto e questa è una possibilità che in termini urbanistici andava valutata allorquando i marciapiedi sono stati fatti, che come avevamo suggerito all'amministrazione di prevedere delle piccole rampette di salita magari ogni 10-20 metri per facilitare loro il compito di salire, che poi bene o male poi appunto scorrendo lungo tutto il cordolo prima o poi troveranno un passaggio, però c'è un però che è quello che nelle giornate di giugno potrebbe esserci l'acquazzone improvviso come una giornata coperta per tutta la durata della giornata appunto, il che significa che le temperature rimangono basse, l'umidità molto alta per cui loro si muovono, diversamente dal fatto di avere un potentissimo acquazzone che stimola la partenza e magari dopo 2 ore, dopo 2 ore esce il sole e loro si trovano ancora in quella condizione di non poter raggiungere l'erba. In quelle circostanze purtroppo il rischio che si disidratino è altissimo, per cui vedrete magari in altre occasioni vi farò vedere le foto, ce ne sono veramente a migliaia disseccati sul marciapiede che il sole li ha uccisi in pratica. Eccolo qua, quindi questo signorino come vedete lui come molti altri sta tentando un'azione di free climbing e lì è fermo, sta riflettendo probabilmente cosa faccio, dove vado, però da qui non scendo, neanche se mi cacciano giù. Credo che sia questo il 4º tentativo che fa, ma d'altronde per loro il destino è quello, devono assolutamente andare in quella direzione, costi quello che costi. E quindi è là, non so, prende fiato, sta riflettendo, non si sa. Ecco, non so se in sottofondo si sente lo scroscio dell'acqua, ma il sottoscritto che sta facendo questo filmatino è sotto un ombrello e piove a dirotto. Vedete ogni tanto qualche goccia che spruzza da sotto. Comunque voi considerate anche quest'altro aspetto che per lo più andiamo ad ignorare, una goccia di pioggia che più o meno è grande come la metà di questo rospettino che ti arriva a testa, è come che a noi ci arrivasse, non so, un 400 kg d'acqua così all'improvviso sulla testa, quindi all'apparenza sempre innocua pioggia, ma per loro evidentemente è anche uno shock. E quindi eccolo qua che ce l'ha fatta e adesso se ne va tranquillamente sull'erba e raggiungerà il bosco per poi in realtà entrare nel ciclo della famosa, come si ama definire, la cosiddetta biodiversità, per cui su 1000 di loro probabilmente 1 o 2 ce la faranno e gli altri diventeranno cibo per altri animali che a loro volta diventeranno cibo per altri animali e così via, perché in natura in pochi riflettiamo che in natura tutto è cibo per altro, cioè nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi qualcuno ce la fa, i più no. I più diventano materia vivente per gli altri. Ecco, quindi io
Vi ho fatto vedere questo filmatino, ritorneremo con altre piccole cose sui rospetti. L'appuntamento, ve lo ricordo, adesso andranno in sovraimpressione sia il mio telefono che la mia mail. Chi crede di venirci a dare una mano dal tramonto in poi ai primi acquazzoni che arriveranno, spero, tra una decina di giorni, forse anche prima, non si sa, vedremo il tempo cosa vorrà fare, inizieranno a partire e da lì per almeno un mese tutte le sere questi signorini avranno bisogno di noi tutti, perché la natura è di tutti, non è solo dell'ENPA o di Adriano, quindi fate in modo di farvi carico di questa piccola soddisfazione di aver salvato il vostro rospetto. Bene, io ho finito. Grazie. Parliamo dell'altra emergenza, che di emergenza in emergenza. Ecco, siamo sempre nella stessa barca, perché se abbiamo appena ascoltato quel che riguarda l'emergenza anfibi, io invece vi propongo un altro tipo di emergenza, che è quella che stiamo vivendo già adesso, o comunque mancherà davvero poco, per quanto riguarda invece i gattini. I gattini adesso stanno cominciando a nascere e con l'inizio delle nascite cominciano anche gli abbandoni in campagna o comunque gli abbandoni lungo le strade. Quindi la nostra provincia non è esente da questo fenomeno, anzi ce ne sono molti anche qui, e per loro l'unica speranza che hanno di sopravvivere è che qualcuno li trovi, li raccolga e se ne prenda cura fino all'acquisizione della loro autonomia. E noi speriamo sempre che questi piccoli siano abbastanza grandi da riuscire a trovargli casa subito, a fare in modo che siano adottati il prima possibile, però ahimè non sempre siamo così fortunati. Infatti i piccoli che di solito troviamo abbandonati sono addirittura da allattare tramite biberon, perché non autosufficienti, e se sono in grado invece di alimentarsi da soli bisogna in qualche modo cercare di svezzarli col cibo adatto alla loro età. Noi volontari dell'ENPA siamo sempre pronti a dare questo tipo di aiuto, perché è l'impegno che noi ci siamo dati nel proteggere degli animali che ne hanno bisogno, però spesso le risorse mancano anche proprio dal punto di vista delle persone che se ne vogliono occupare. Noi volontari siamo molti, però ahimè non siamo abbastanza, perché i numeri che vediamo aumentano ogni anno e le strutture si riempiono davvero con una velocità incredibile. Quindi noi da soli non riusciamo ad accoglierli tutti, non riusciamo ad accudirli tutti, e quindi stiamo cercando anche qua il vostro aiuto, l'aiuto di persone sensibili e disponibili che abbiano voglia di aiutarci nel seguire i piccoli in questa delicata fase. E noi per aiuto intendiamo l'ospitarli per un breve periodo di tempo nelle vostre case, per il periodo necessario al raggiungimento della loro autonomia. Chi ha più tempo chiediamo se può allattare ad esempio più piccoli, svezzarli, e invece per chi magari ha meno tempo di accudire quelli un po' più grandicelli. Non è una cosa difficile, anzi è una bellissima esperienza, infatti è un gran gesto di solidarietà che si può dimostrare e si può condividere con tutti e in primis anche con la famiglia. E l'ospitalità che voi vorrete concedergli poi terminerà nel momento in cui saranno abbastanza grandi da poter essere adottati o comunque essere trasferiti nelle nostre strutture, per poi trovare ovviamente una casa in cui star bene. Se quindi qualcuno di voi vuole aderire a questo appello, noi forniremo assolutamente tutti i prodotti e l'assistenza che saranno necessari per far sì che quel piccolo abbia una speranza di vita che qualcuno ha tolto loro prima. Quindi per qualsiasi informazione adesso comparirà la mail a cui potete scrivere, il numero che potete chiamare, perché davvero anche questa è un'emergenza che ahimè è prossima e abbiamo davvero bisogno dell'aiuto di chiunque ce lo possa dare. Detto ciò, io sono davvero molto felice di essere stata qui con voi, anche con Adriano, che lo ringrazio ancora per la sua saggezza in tutto quello che dice, perché è davvero molto molto bello ascoltarlo. E vi saluto e vi do appuntamento per la prossima settimana con un nuovo argomento sui nostri piccoli amici. Bene. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti, alla prossima. Avete visto ed ascoltato la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.